Una scheggia impazzita ieri a pranzo ha provocato momenti di paura tra i numerosi commensali ed i volontari della mensa della solidarietà di Agrigento, gestita dalle suore della comunità Porta Aperta. Un egiziano è saltato su tutte le furie, poiché ha trovato da ridire sul pasto ricevuto, scagliandosi in modo violento contro i volontari presenti in cucina. Un fatto isolato che non preoccupa i responsabili della mensa. La mensa, come abbiamo sempre detto, è una casa per il mondo. Il mondo è una grande famiglia e come in tutte le famiglie del mondo ci sono figli più calmi e figli un tantino più caldi, niente di particolare. Certo, è stato spiacevole perché per i volontari che si sono trovati all'interno della cucina a vedersi volare una sedia addosso, insomma non è stato molto simpatico, però in compenso ci sono tanti ragazzi per cui vale la pena continuare a lavorare, continuare a servirli, tanti ragazzi di una bontà e di una qualità umana molto profondi e questo si è trovato un po' così. Ci sono alcuni che come mentalità sono integralisti, per cui basta un niente per farle saltare su in aria. Ma qual è stata la causa? La causa allora ha chiesto una pizza, non ce n'erano più e allora hanno fatto una ricerca e hanno trovato una pizza. Fortunatamente non c'era né maiale, né sotto forma di prosciutto né sotto forma di salame, niente. Era solo mozzarella. A lui lì per lì l'ha preso, poi si è consultato con un altro egiziano, che erano due egiziani, il quale forse lo ha un po' aizzato e quindi questa cosa ha fatto scattare un po' sui nervi, ma era una questione nata non contro i volontari, non contro la mensa, è stato un gioco un po' spiacevole di ragazzini spavaldi, ecco, definiamola così. Siamo prossimi adesso al pranzo di Capodanno, cosa preparerete? I volontari sono già all'opera in cucina? I volontari sono all'opera 365 giorni su 365. Certo, le festività, le solennità, ci sono delle cose che richiamano alla festa. Sono ragazzi che hanno lasciato le loro spalle le famiglie, per cui anche la festa ha un sapore un po' amaro, per cui la qualsiasi cosa si prepara è sempre buona. Noi cerchiamo di evitare da sempre questo, il rispetto di chi la pensa diversamente da noi. Cosa sta preparando? Compilate, un contorno così. Che sarà distribuito oggi? Sì, ma è poca roba, poi c'è il minestrone per lo più. Poi? Quello che fa è uova sode. Lei invece da quanto tempo è volontario in cucina? Un anno, ma questo lavoro lo faccio da bambino, diciamo. Ora sono in pensione, quindi mi dedico qua a servire i fratelli in sostanza.